Tony Madao arriva una sconfitta di misura in casa del Pirri, però buonissime indicazioni, siete stati in partita, avete avuto delle occasioni per passare in vantaggio, le ha avute anche il Pirri. Diciamo che era una gara per la quale chi andava in gol per primo la vinceva, ha segnato il Pirri e ha vinto. Ma faccio complimenti al Pirri perché mi sono piaciuti veramente tanto, dico la verità, forse è la squadra che ha giocato meglio, cioè la squadra che abbiamo incontrato che ha giocato meglio. Alla fine secondo me hanno meritato anche la vittoria. Noi non lo so, eravamo un po' spenti nei primi 25 minuti, 30 minuti, poi sì, abbiamo avuto qualche occasione, qualche ripartenza, qualche situazione Che potevate sfruttare importante meglio. che potevamo sfruttare, non siamo stati bravi, poi alla fine quello è il nostro campionato, cioè cercare di fare delle ripartenze importanti come stanno andando adesso, come sono andati sino ad ora i nostri risultati, comunque quello era il nostro. Poi di fatto il Pirri prende un legno per tempo, una traversa e un palo, però il gol subito c'è qualche recriminazione perché arriva un calcio d'angolo, una palla che è rimasta lì in aria che non avete Sì, spazzato non via. siamo stati, come si dice, cattivi, tra virgolette, magari un po' molli, però ci può stare, stiamo facendo un buon campionato e dobbiamo lavorare tanto, è normale, con una squadra contro il Pirri è anche normale avere questi cali, perché comunque stiamo parlando di una squadra che si conosce a memoria, giocano bene, ripeto, sono organizzati, quindi ci può stare. Sentore, cos'è mancato poi alla fine all'Atletico? Perché comunque non avete giocato male, è vero che il pallino l'ha tenuto il Pirri ma lo fa anche in altre partite, però forse volevi più precisione nelle ripartenze perché a volte non l'avete chiusa bene. No, è mancato proprio quello, è mancato che riuscivamo a recuperare palla, ma non riuscivamo poi a gestirla, quindi abbiamo fatto molti errori tecnici. Quello purtroppo bisogna starci dietro, bisogna lavorare. L'errore tecnico può arrivare anche da una situazione mentale che magari alcuni ragazzi stavano soffrendo e quindi ci può stare, sono cose che ci stanno, sono step che ci stanno e va bene così. Una sfida che si diceva d'alta classifica per merito vostro, siete riusciti voi come Atletico e il Pirri a confermare un po' quello che ha fatto l'anno scorso, a rendere questa gara interessante per le alte sfere. No, certo, a noi fa piacere perché comunque, ripeto, noi dobbiamo salvarci e lo faremo con tutti i mezzi che abbiamo. I punti che abbiamo fatto potevano sembrare anche tanti, perché possono sembrare tanti perché alla fine lo sono, per noi sono tantissimi. E quindi adesso c'era questa partita e sembrava che stessimo parlando di un big match, di una cosa importantissima, però i valori poi alla fine usciranno fuori, le squadre che hanno speso di più usciranno fuori, sarà così perché i campionati sono così. Comunque non dimentichiamoci che siete anche avanti in Coppa, quindi state facendo bene anche in quel versante. Per il prossimo turno, oggi era venerdì, quindi andrete a seguire questo fine settimana il resto delle gare. Il prossimo turno un derby d'Atletico, Masaina sul Cagliari. Assolutamente sì. E anche lì sarà una partita tosta dove nel nostro campo dovremo dare molto di più di quello che abbiamo dato qua. Perché comunque anche il Masainas è una squadra che si dovrà salvare come noi e sarà una partita tosta. Quanto c'è di matricola nei vostri avversari? Perché poi qualche giocatore ha fatto diverse categorie superiori anche alla promozione in quella squadra. Infatti, quindi bisogna stare molto attenti, hai ragione tu. E quindi niente, ti ripeto, noi nel nostro campo magari possiamo essere un po' più abituati degli altri perché ci alleniamo lì, è normale. Però alla fine, come ho detto prima dell'intervista, prima della Villa Cidrese, ti avevo detto che alla fine i giocatori più tecnici nel campo in terra sono per forza più bravi degli altri, quindi bisogna stare molto attenti e cercare di non abbassare la testa su questa sconfitta, allenarci bene, tranquilli e prepararla bene. Grazie Tonio, ti rinnovo comunque i complimenti per quello che state facendo dall'inizio della stagione e in bocca al lupo. Crepi il lupo!